L'aveva vista per la prima volta lunedì mattina. Adesso era sabato e lui stava seduto sulla panchina, l'ansia che gli sbocconcellava i nervi con piccoli morsi elettrici. Aveva un almanacco enigmistico aperto sulle ginocchia, non perché amasse quel tipo di svago, ma piuttosto perché voleva passare inosservato, diventare agli occhi dei frequentatori del parco un comune uomo di mezza età che si gode il bel tempo incasellando parole nei loro riquadri ordinati. Per un po' ci aveva persino provato, ma l'agitazione ingolfava la sua mente. Uno orizzontale, allettamento che cela un pericolo. Cosa diavolo poteva essere? Prese ampi respiri, senza riuscire ad allontanare quel nervosismo che gli comprimeva le tempie. Aveva la spiacevole sensazione di essere diventato il cardine di tutto il parco e che ogni persona lo stesse fissando. Tenne gli occhi incollati alle pagine, strinse con più forza la matita fra le dita paffute e sudate. I pensieri che gli si annodavano sotto la calotta cranica, come elastici aggrovigliati. Non faceva eccessivamente caldo, eppure la sua pelle spurgava sudore come se fosse seduto accanto alla bocca di una fornace. Se avesse indossato una camicia, anziché una felpa, a quel punto gli sarebbero già affiorati imbarazzanti aloni scuri sotto le ascelle. Sentiva i rivoli scivolargli giù dalle scapole e percorrergli le balze grassocce del suo ventre. Prima ancora di vederla, le sue orecchie captarono lo svelto e ritmico crocchiare prodotto da piccoli piedi in corsa. Alzò la testa di scatto proprio nel momento in cui lei sbucava da dietro il tronco del castagno d'India, procedendo lungo il sentiero sterrato che solcava il prato. Dio s'era bella. A ogni sussulto, il suo seno annuiva sotto la stoffa aderente del top fucsia che indossava, mentre la coda di cavallo le sventolava con moto oscillante dietro la nuca, mandando barlumi d'oro. Come la vide, tutto il suo essere fu attraversato da un contraccolpo. Da giorni la osservava. Andava al parco e attendeva il suo arrivo, guardandola sbucare da dietro al castagno d'India, scivolare lungo il viale con le membra di antilope scattanti sotto gli indumenti corti. Colpa dei vestiti era andato ripetendosi durante quelle 6 notti insonni. Troppo corti, troppo provocatori. Alle ragazze belle come lei non avrebbe dovuto essere permesso di andare in giro conciate in quel modo. Ci pensava da tanto, dapprima con terrore e disgusto, ma poi con maggiore eccitazione, maggiore convincimento. Le fantasticherie oziose si erano consolidate in una pianificazione meticolosa. Aveva avuto l'intera settimana per prepararsi, per rigirare la situazione fra le mani della sua mente. Lei era snella e allenata, ma lui pesava almeno 40 kg in più e la superava di 2 spanne. Mentre la guardava avvicinarsi, fece scivolare gli occhi sulle sue curve non tanto per libidine, ma per verificare che non ci fossero rigonfiamenti che tradissero spray al peperoncino. Non ce n'erano. Quei pantaloncini al limite dello scandaloso non avevano neppure le tasche. Sarebbe stato facile come fare le parole crociate, si disse. La donna era vicinissima, tanto che poteva cogliere il seducente riflesso della sua pelle unta di sudore. Gli costò un certo sforzo tornare a puntare il naso sulla griglia vuota dell'almanacco, ma non aveva il coraggio di fissarla mentre gli veniva incontro. Si aspettava che lei lo oltrepassasse e proseguisse, virando a destra per scivolare nella folta macchia d'alberi che costituiva il cuore del parco, ma invece rallentò fin quasi a fermarsi. Impose ai suoi occhi di non sollevarsi, ma non resistette a lungo. Alzò la testa quel tanto che bastava per sbirciare, pronto a riabbassarla se la donna si fosse girata verso di lui. La vide chinarsi sul beccuccio d'ottone di una fontanella. Gli dava le spalle e poté ammirarla per un lungo, avido momento. Sembrava plasmata da uno scultore rinascimentale. I muscoli erano sodi e marcati, frementi sotto la pelle color mandorla, eppure restituivano anche una sublime idea di morbidezza. Ogni grammo di incertezza venne vaporizzato da quella visione. Da 6 giorni non pensava ad altro. Oggi sarebbe stata sua. Doveva solo inoltrarsi nel bosco, tagliando la macchia d'alberi in modo da precederla e attenderla. Lì, lontano da occhi indiscreti, nessuno l'avrebbe fermato. Senza minimamente sospettare di essere l'oggetto di tali perverse macchinazioni, la ragazza si sollevò, volgendosi così in fretta che lui non ebbe il tempo di abbassare gli occhi. A quel punto accadde una cosa inattesa.
Vedendosi osservata, la giovane sorrise mostrando denti di un candore così perfetto da apparire lievemente azzurrini. C'era un che di provocatorio in quell'espressione, un accenno invitante. Lui, che si sarebbe atteso un'occhiata torva, fu quasi scioccato dalla cordialità di quel sorriso. Solitamente non faceva quell'effetto al gentil sesso. Un secondo dopo la giovane ripartì, trotterellando con andatura sciolta e sicura verso l'ampia curva che si tuffava fra la vegetazione rinfoltita dalla primavera. Riscuotendosi, l'uomo si alzò in piedi, si diede una veloce occhiata in giro e appena scoprì che non c'era nessuno nei paraggi, scattò verso i cespugli tuffandosi letteralmente fra i rami, nuotandovi in mezzo. Sulla panca, abbandonato e intonso, l'almanacco sollevava le proprie pagine leggere alla lieve brezza di quel giorno assolato. Intanto lui si faceva largo tra le frasche, sbuffando e ansimando, con il cuore in gola e l'agitazione che gli riduceva il flusso sanguigno a un surriscaldato brodo di adrenalina. Aveva immaginato a lungo quel momento, ma adesso era giunta l'ora di metterlo in atto a qualsiasi costo. Ignorò i graffi e le punture dei rovi, liberandosi della loro presa. Era fondamentale arrivare al luogo stabilito prima di lei, in modo da poterle tendere un agguato. La vegetazione si diradò un poco, permettendogli di intravedere il sentiero ombreggiato da querce e platani. Senza fiato, coperto di tagli e sudore, si spostò dietro un tronco. Pochi istanti durò la sua attesa. Annunciata dal tonfo leggero della corsa, la ragazza emerse dal verde come una ninfa, avvicinandosi al punto dove lui si era appostato. Era a meno di 10 metri quando rallentò l'andatura, forse stanca, proseguendo a passo lento. Dietro il tronco lui era tutto un fremito, i muscoli gli sussultavano di impazienza, agitazione e panico. Doveva lasciarla avvicinare e permettere di superarlo di qualche passo, così avrebbe potuto saltarle addosso di sorpresa. La donna, ignara, raggiunse l'albero e si arrestò. Voltò il capo proprio verso il tronco. Se lui avesse fatto capolino, si sarebbero trovati faccia a faccia e avrebbe potuto ammirare l'azzurro scandinavo dei suoi occhi impallidire in un giallo via via più intenso, più liquido e animalesco. La delicata fessura della sua bocca si stirò, allargandosi in un sorriso che non aveva nulla di umano e sotto al quale si indovinavano le aguzze sagome di denti bestiali. La ragazza scattò fra i rami bassi. Per mezzo minuto i cespugli si agitarono e dalla vegetazione emerse una serie di versi animaleschi. Uno spruzzo scarlatto imbrattò il tronco, poi ci fu silenzio. Mentre tutto ciò accadeva, un pensionato andava a sedersi sulla panchina, allungando le gambe stanche. Si accorse dall'almanacco enigmistico e lo sollevò insieme alla matita. Uno orizzontale, allettamento che cela un pericolo. L'anziano sorrise. Facile, un tranello. Tracciò la parola nelle caselle e passò a quella successiva.